Natascia, prima partita di campionato, non sono arrivati gol dagli attaccanti e dalle giocatrici della nostra squadra, però comunque le occasioni ci sono state. Sì, abbiamo creato abbastanza, potevamo creare qualcosina in più, non siamo riusciti a buttarla dentro, però abbiamo rischiato perché abbiamo preso comunque una traversa, un palo esterno. Niente, sappiamo che dobbiamo migliorare su questo per le prossime partite. Oltre appunto ai gol, che cos'è mancato secondo te quest'oggi? E quali sono invece i punti positivi? Secondo me è mancato, non saprei, nel senso che loro avevano un modulo che ci metteva in difficoltà perché costringeva me e Marghe a rientrare tanto. Per questo motivo non riuscivamo magari a essere concrete davanti, perché comunque arrivavamo da allunghi di 60-70 metri anche noi, quindi non era sicuramente facile. Migliorare, vabbè, ovviamente era la prima partita, c'è sempre da migliorare sia a livello fisico che comunque di squadra, per trovarsi di più, per capirsi di più, e quindi partita dopo partita cercheremo di dare sempre qualcosina in più, insomma. Qualcosa di positivo invece che vorrete Positivo, ma sicuramente il risultato innanzitutto, ma la grinta, la determinazione, il gioco di squadra, perché comunque fino all'ultimo tutti assieme abbiamo lottato per portare a casa i 3 punti, e quindi quello sicuramente è qualcosa di positivo. Anche a livello di gioco sinceramente ci sono stati dei momenti in cui abbiamo giocato bene, quindi quello che c'è di positivo lo teniamo, ma guardiamo a quello che c'è di negativo per poter migliorare ancora di più il positivo, insomma. Allora mister, prima giornata di campionato, i primi 3 punti, un tempo a testa possiamo dire per le squadre, come l'ha vista questa partita? Sapevamo che era una partita difficile, incontravamo una delle squadre accreditate alla vittoria del campionato, quindi ci siamo preparate per una battaglia e questa è stata. Le ragazze hanno aspettato un attimino 10-15 minuti per prendere le misure, però dopo magari forse più il secondo tempo a nostro favore, il primo tempo a favore del Venezia, è venuta fuori una partita combattuta fino all'ultimo minuto. Abbiamo avuto un paio di occasioni all'inizio della ripresa che potevamo chiudere, 2 traverse, un paio di salvataggi non ci hanno fatto raddoppiare. Abbiamo sofferto gli ultimi 5 minuti, però siamo state brave a uscire con 3 punti importantissimi. Abbiamo visto che dal punto di vista fisico la squadra c'è, quali sono le cose chiave che secondo lei vanno tenute per le prossime gare e quali invece da cambiare? No, allora, fisicamente le ragazze si sono allenate bene in tutte queste 5-6 settimane, quindi era solo una questione di caldo e di giocare, quindi oggi le ragazze hanno tenuto benissimo per 95 minuti. E le cose positivissime è che non abbiamo preso gol, abbiamo rischiato poco, quindi continuiamo su questa solidità difensiva. Oggi siamo stati un po' fortunati nel fare gol, però mi sembra che siamo abbastanza in credito con la fortuna, quindi le basi devono essere quello di combattere per 95 minuti e cercare di portare a casa il massimo punteggio di partita. Siamo con la giocatrice Baldassin, un Venezia quest'oggi ha 2 facce, un bel primo tempo, un secondo tempo un po' no. Beh, essendo la prima partita di campionato e anche avendo un modulo nuovo, penso sia normale avere un attimo un periodo di assestamento, insomma abbiamo avuto anche la sfortuna un po' di incontrare subito una squadra comunque già ben collaudata come il Vittorio, e dobbiamo appunto lavorare un po' meglio forse sul rientro in campo dopo il secondo tempo. Avete comunque avuto delle ottime occasioni anche alla fine con una traversa, forse la giovane età della squadra fa un po' perdere insomma l'esperienza, e quindi negli ultimi minuti qualcosa vi è mancato. Per quanto riguarda le ultime occasioni, secondo me sono state molto sfortunate, perché io per esempio ho messo il cross in mezzo per Samantha Zandomenichi che di tacco ha preso la traversa, poi ci sono stati una serie di rimpalli e Chiara Tasso non è riuscita a mettere dentro la palla, che è stata salvata sulla linea, e appunto è quello che ci sembra un po' mancato, la concretezza davanti, e sicuramente appunto l'inesperienza magari di alcune gioca un po' a nostro sfavore, però penso che
giocando e aggiungendo minuti alle gambe pian piano riusciremo a trovare anche quella freddezza sotto porta che un po' ci manca. Uscite da Vittorio con 0 punti, ma cosa vi portate a casa di positivo? Beh, intanto sicuramente sì, una ragazza ha fatto l'esordio, qualcun altro anche penso fosse più o meno la prima partita da titolare forse, e quindi sì, sicuramente per quelle più giovani è stato un incentivo a fare meglio anche per tutte noi, perché adesso abbiamo più voglia di riscattarci e più voglia di appunto dare una svolta al nostro campionato e cercare di arrivare fino alla fine magari in maniera positiva.